Eder. Mech. Pallister. A quasi 4 anni dalla scomparsa e dalla morte di Liliana Resinovic, il suo caso è di nuovo sospeso in un punto cruciale. Da una parte c'è il marito, Sebastiano Visintin, oggi indagato per omicidio volontario, che chiede con forza una nuova perizia medico-legale, definendola la chiave per arrivare alla verità e dichiarando di continuare a lottare per lei. Dall'altra c'è il fratello, Sergio Resinovic, che respinge la richiesta, parla di solito show e sostiene che una ulteriore perizia adesso rischierebbe di essere una perizia sul nulla. Il nodo immediato è la decisione della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai difensori di Sebastiano. L'atto punta a ribaltare il no della giudice per le indagini preliminari di Trieste alla richiesta di un nuovo accertamento medico-legale sul corpo di Liliana. L'obiettivo della difesa è ottenere quello che viene descritto come un terzo esame super partes, capace di dirimere il contrasto che da mesi domina il fascicolo. 2 consulenze medico-legali ufficiali che arrivano a conclusioni opposte, una più compatibile con il suicidio, l'altra con la morte provocata da terzi. È lo stesso Sebastiano a sintetizzare così il cuore del problema, nelle interviste rilasciate alla vigilia della decisione. Spiega che esistono 2 consulenze medico-legali completamente opposte e che di conseguenza a suo giudizio c'è bisogno di allargare un po' le cose e di fare una nuova perizia medico-legale. Aggiunge che per lui è lì la chiave di tutto. Ricorda che sono passati quasi 4 anni e sottolinea che ancora oggi non si sa se Lilly si sia suicidata o se sia stata uccisa. Per il marito, finché questo punto non sarà sciolto da un accertamento tecnico ritenuto davvero neutrale e definitivo, la verità resterà monca. La situazione delle perizie, del resto, è una delle ragioni principali per cui il caso è riemerso con tanta forza. La prima consulenza medico-legale firmata nei primi tempi dell'inchiesta era stata letta come compatibile con un soffocamento riconducibile anche a un gesto volontario. Su quella base si stava andando verso l'archiviazione. Poi è arrivato il nuovo esame, affidato a un diverso gruppo di esperti che ha escluso l'ipotesi suicidaria e ha indicato la presenza di elementi coerenti con un intervento di terzi nella morte di Liliana. È anche grazie a questa seconda relazione che l'inchiesta è stata riaperta e che Sebastiano è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. La difesa oggi prova a giocare la carta della terza perizia. Nella loro prospettiva, la convivenza di 2 perizie così distanti rende necessario un nuovo esame che, partendo da zero, rivaluti quadro lesivo, tempi di morte, compatibilità tra condizioni del corpo e ipotesi ricostruttive, inclusa la dinamica del ritrovamento nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove il corpo della donna era stato trovato 5 gennaio 2022. Non si tratterebbe soltanto di rileggere vecchi dati, ma di riprendere in mano tutto ciò che è ancora esaminabile, cercando di fornire una base tecnica più solida a qualunque sviluppo processuale futuro. Nelle sue dichiarazioni pubbliche Sebastiano insiste anche su un altro aspetto. Dice apertamente che se la Cassazione non dovesse accogliere la richiesta, considererebbe quella decisione sbagliata ma non definitiva per il suo percorso. Fa capire che lui e i suoi legali cercheranno comunque altre strade per arrivare a un nuovo esame medico-legale. La battaglia per la terza perizia, nella sua narrazione, non è tanto una mossa tattica isolata, quanto una tappa in un cammino più lungo, che lui presenta come una lotta per la verità su ciò che è accaduto a sua moglie. Accanto al piano tecnico c'è poi la dimensione personale, che Sebastiano richiama di continuo. Racconta di aver vissuto con Liliana 32 anni, che definisce meravigliosi. La descrive come una donna semplice, con una grande voglia di vivere, di fare progetti, di godersi le piccole cose. Spiega che oggi vive da solo, che la sua quotidianità è segnata dall'assenza di lei, ma anche dal ricordo di quella vita condivisa che dice gli dà ancora la carica per andare avanti. Aggiunge che ha bisogno di continuare a vivere, ma che sente anche il dovere di cercare fino in fondo una verità che, simbolicamente, possa essere restituita a Liliana. È in questo senso che ripete di continuare a lottare per lei. Molto diverso è lo sguardo del fratello, Sergio Resinovic. Nelle interviste di questi giorni, mentre si attende la decisione della Cassazione sulla terza perizia, lui non nasconde la sua contrarietà. Dice chiaramente di sperare che il ricorso venga respinto,
perché, a suo giudizio, una nuova perizia oggi avrebbe poco senso. Si chiede che cosa si dovrebbe andare a esaminare dopo anni su un corpo che inevitabilmente si è deteriorato e parla senza mezzi termini di perizia sul nulla. Per lui il rischio è di alimentare un ulteriore capitolo di una storia che è già stata rianalizzata a lungo sul piano medico-legale, senza che questo porti a risultati davvero nuovi. Sergio sottolinea anche quella che considera una contraddizione nella linea della difesa. Ricorda che quando c'era soltanto la prima perizia, la stessa difesa sosteneva che non fosse necessario un ulteriore accertamento e anzi contestava l'idea di affidare un nuovo esame a un'altra consulente. Ora invece, dopo che quella seconda consulenza ha escluso il suicidio e ha parlato di possibile intervento di terzi, i difensori del marito chiedono un terzo esame. Sergio dice che questa mossa gli fa sorridere, ma precisa che si tratta di un sorriso amaro e definisce il tutto un teatrino che rischia di prendere in giro l'Italia intera. Al centro delle sue critiche non c'è solo la questione tecnico-scientifica. Il fratello di Liliana contesta anche il modo in cui Sebastiano affronta pubblicamente il caso. Parla di solito show. Accusa il cognato di trasformare ogni passaggio significativo dell'inchiesta in un appuntamento mediatico, di comparire continuamente in televisione e di usare la richiesta di perizia come tema ricorrente nelle interviste. In più di un passaggio, Sergio lascia intendere che questo modo di esporsi sia per lui quasi inevitabile, perché smettere di raccontare la propria versione in pubblico significherebbe mettere in crisi proprio quell'immagine di innocenza e di coerenza che Sebastiano cerca di mantenere. Parallelamente, Sergio mostra grande fiducia nella consulenza più recente, quella che ha escluso l'ipotesi suicidaria. Ne difende la serietà e la rigorosità. Ritiene che abbia finalmente messo in luce gli elementi che per anni sono stati trascurati o sottovalutati e che abbia permesso di impostare l'indagine su basi più concrete. Dal suo punto di vista, non è una terza perizia la via giusta per chiarire cosa sia accaduto a Liliana, ma l'approfondimento di quelle tracce già individuate e delle circostanze che ancora non hanno trovato una spiegazione convincente. Un capitolo a parte, ma strettamente collegato alla linea del fratello, è quello dei dispositivi elettronici e dei reperti sequestrati. Nel tempo sono stati acquisiti cellulari, supporti di memoria, abiti e oggetti taglienti riconducibili a Sebastiano. Una particolare attenzione è stata rivolta alla GoPro, che lui dice di aver utilizzato la mattina della scomparsa di Liliana, e alla scheda di memoria associata. Dai riscontri resi noti finora, quella scheda risulta formattata nel giugno 2023, dunque in una fase in cui le indagini erano già state riaperte con l'ipotesi di omicidio e con la nuova consulenza medico-legale sul tavolo. Questo dettaglio ha fatto crescere i dubbi della famiglia di Liliana su che cosa possa essere stato cancellato e perché. Oltre alla GoPro e alle memorie, sono ancora in corso accertamenti su abiti e lame sequestrati in casa di Sebastiano, nell'ambito di un incidente probatorio che punta a individuare eventuali tracce utili a collegare o scollegare quei reperti dal corpo di Liliana. Da tempo, però, di queste analisi non filtrano tempistiche precise e per i familiari la sensazione è quella di una lunga attesa in cui ogni sviluppo viene annunciato, ma raramente spiegato nel dettaglio. Negli ultimi tempi, Sergio ha rivolto l'attenzione anche a un episodio che considera particolarmente significativo: il telefono che Sebastiano ha regalato, già formattato, a una YouTuber. Il fratello di Liliana ha presentato un esposto chiedendo accertamenti puntuali su questa donna e sul rapporto tra lei e il marito di Liliana, sottolineando che non risulta che i due si conoscessero prima e che le circostanze di quella consegna gli appaiono singolari. Ha chiesto inoltre di approfondire il collegamento tra la YouTuber e la titolare del punto vendita in cui Liliana avrebbe dovuto recarsi la mattina della scomparsa, convinto che capire i movimenti dei telefoni e le relazioni tra queste persone sia essenziale per avvicinarsi alla verità. Nel complesso, quindi, la richiesta di una nuova perizia medico-legale non è l'unico fronte aperto nel caso Resinovic, ma è diventata il simbolo di due visioni opposte. Da un lato c'è la difesa di Sebastiano, che vede in quella perizia un passaggio necessario per fare chiarezza sulle cause della morte, risolvere il conflitto tra consulenze e, nelle intenzioni dichiarate, dimostrare la propria estraneità ai fatti. Dall'altro c'è la famiglia di origine di Liliana,
che teme che un nuovo esame possa essere solo un modo per guadagnare tempo. Spostare l'attenzione e trasformare ancora una volta il lutto in un processo infinito di discussioni tecniche. Intanto Sebastiano continua a ripetere che ha perso la moglie e che ora è indagato, ma che si sente tranquillo. Continua a presentarsi come un uomo che ha vissuto una vita bella con Liliana e che ora vive nella solitudine, ma con la volontà di non fermarsi e di andare avanti anche in nome suo. Sergio, al contrario, appare stanco di ciò che definisce un continuo spettacolo, ma determinato a insistere sugli elementi che lo inquietano di più. Il telefono regalato, i dispositivi formattati, le contraddizioni che intravede nella linea difensiva del cognato. In mezzo a queste due narrazioni resta scolpito il dato che nessuna delle parti può cambiare. La Procura di Trieste ha iscritto il marito di Liliana nel registro degli indagati per omicidio e ha puntato molto sulla seconda consulenza, quella che ha escluso il suicidio. La Cassazione dovrà ora dire se la macchina giudiziaria dovrà ripartire da un terzo esame medico legale o se si andrà avanti con il materiale già acquisito, con tutte le sue fratture interpretative. Qualunque sarà la decisione, non basterà a sanare le ferite di una famiglia divisa né a spegnere il clamore che circonda la vicenda, ma determinerà se l'attenzione nei prossimi mesi si concentrerà di nuovo su tavoli anatomo-patologici e relazioni tecniche, o se invece la storia processuale di Liliana Resinovic proseguirà sulla base di ciò che è già scritto nelle perizie esistenti. Ho ricevuto questo screenshot da parte di un amico, non preoccupatevi, è evidente che a Silvia hanno hackerato l'account. La Cassazione sta per pronunciarsi sul tuo ricorso. Mi sembra una cosa giusta, anche perché abbiamo due consulenze medico-legali completamente opposte, dal dottor Constantinides alla dottoressa Cattaneo. Di conseguenza c'è bisogno di allargare un po' le cose e fare una nuova perizia medico-legale. Una perizia che possa darci tutte le risposte che stiamo cercando da parecchi anni. La chiave di tutto. Come oggi, sono passati quasi 4 anni, ancora oggi noi non sappiamo se Liliana si è suicidata o è stata uccisa. E se la Cassazione ti dicesse Sebastiano basta, smettila questi ricorsi? Questo sarebbe una cosa veramente errata, sbagliata, e che comunque noi troveremo in qualche maniera altre forme, altre vie per poter fare questo esame. Mi manca moltissimo, sto vivendo qua da solo, comunque sono stati 32 anni meravigliosi di una vita bellissima, vissuta con una donna semplice, meravigliosa e piena di voglia di vivere, di godere della vita, dei viaggi. Questo ricordo di questi anni passati assieme mi danno la carica, mi danno comunque la voglia di vivere, di riuscire prima o poi a dare delle risposte a quello che è successo a Liliana. Continuo ad andare avanti con la mia vita proprio perché ho bisogno di vivere e di avere prima o poi delle risposte per poter dire a Liliana guarda, sono qua. E oggi comunque la mia volontà è quella di lottare per Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.